in questo libro c'è una parte, diciamo, teorica, come fa un ricercatore scientifico, infatti la sua formazione è anche scientifica, e una parte veramente della sua creatività, come fa un ricercatore dell'arte. E lì amava portare il teatro fuori dalla scatola nera. Quindi io so che io, come teatro continuo, ho recitato in tutta Padova, nei colli, nelle aree archeologiche e nei paesi anche i più sperduti. Nin Scolari è stato profondamente legato al nostro Ateneo, prima come docente di mineralogia e poi dopo la fondazione di Teatro Continuo come regista, scrittore, pedagogo, relatore di decine di tesi di laurea in psicologia, in teatro e scienze della comunicazione, quindi un rapporto estremamente forte e intimo. Ecco, Nin Scolari, una personalità certamente molto forte, poliedrica, alla continua ricerca del nuovo, dell'originale. Ha disegnato il recinto di un mondo a parte, adatto al suo modo di essere. Barbara dice un'altra cosa, dice perché trovo nella vita reale un personaggio teatrale e lo trovo che gira nel mondo. Io in realtà vedevo un personaggio teatrale che girava nel mondo. Andavo in qualche bar a chiedere la trondana e il cameriere lo guardava incredulo, oppure i sopranti che costruire un lessico, una dinamica di gruppo, tracciare un perimetro tra il noi e il resto del mondo ha sì una funzione, dice Nin, difensiva, ha sì una funzione costitutiva di un'identità specifica con significati che solo i membri del gruppo, setta esoterica, possono comprendere, ma non è una recensione identitaria di un gruppo in termini esclusivi rispetto al mondo, è il prerequisito funzionale per dialogare con il mondo, con lo spettatore, perché dice dobbiamo evitare l'inquinamento del quotidiano. E lui lo evitava anche nella vita quotidiana, l'inquinamento del quotidiano, al punto che ha lasciato molte tracce, ci ha dato molti stimoli e insomma, per dire una parola, ha colorato Padova. Grazie. C'è una fase, diciamo, nella storia di Teatro Continuo in cui si decide, io non so di preciso quale sia, l'ha dato, diciamo, tra gli anni 90 e 95, di varcare una certa linea, di intraprendere una rotta verso il sud, uso le stesse testuali espressioni, e verso l'Africa. Il lavoro che è stato fatto sul nostro territorio non è stato un lavoro episodico, noi non siamo, diciamo, in presenza di un'operazione che viene confezionata da qualche parte, portata qui e lì, insomma, come una compagnia di giro. Noi siamo in presenza di un luogo eletto al luogo di produzione, al luogo di ispirazione innanzitutto. Noi siamo di fronte ad uno spettacolo per lo più itinerante, vissuto, diciamo, nell'intera area archeologica con un indice di difficoltà dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista anche delle responsabilità di chi quell'area archeologica apriva a quel tipo di sperimentazione non è indifferente. E io spero proprio che alla fine di tutto questo percorso sia possibile arrivare a realizzare, io spero che ci sia la condizione utile e che ci sia anche la sensibilità istituzionale perché questo progetto prenda forma, realizzare quel centro di ricerca sul teatro antropologico che rappresentava non soltanto un suo sogno ma anche un suo progetto preciso e collocarlo a meglio naturalmente. Ormai sono a destinazione, ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici. Addio. Di questo son certo. Io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo. Buon proseguimento.
classico contributo, il rapporto del finanziamento. Lui cercava un partner, cercava un interlocutore, per cui quando si presentava in ufficio da noi, veniva spesso accompagnato da Gianni Bozza, lui voleva parlare, voleva proprio intessere un dialogo, spiegare il progetto, ma anche condividerlo. Voleva proprio anche sentire il parere della persona che aveva di fronte, e quindi il rapporto è stato facile che diventasse ancora più forte dal punto di vista amicale, perché ti metteva sullo stesso piano. Il Nin che io ho conosciuto era un Nin molto immaginoso, molto legato alle metafore, molto fantasioso, molto creativo e molto aereo. E quello che invece scoprivo dentro al libro era molto scientifico e molto stringente sotto il profilo teorico. Ciò che interessava a Nin in effetti è prima di tutto che l'attore fosse un attore creativo e non un attore sospinto esclusivamente dalla creatività del regista. Gli spettacoli di Nin di norma non sono improvvisati, derivano dall'improvvisazione, ma sono fissati fin nei minimi dettagli. E qui interviene sia la tecnica dell'attore, quindi il lavoro di ricerca, di studio dell'attore, sia in un secondo tempo quello del regista, che fissa anche e monta le varie partiture tra di loro. Non solo è stato un maestro di teatro, e io ho avuto poche purtroppo occasioni di seguire alcune opere teatrali, e è stato un maestro stimato ed amato, non sono termini di circostanza, nel campo delle scienze geologiche, nella petrografia e nella mineralogia in particolare, cioè quelle discipline che affrontano gli aspetti chimico-fisici della disciplina. La variazione di un lato di cella delle miche potassiche come indicatore di pressione nelle rocce di basso grado metamorfico. Ecco, questo è l'altro ambito, è l'altro Nin. Appaiono peculiari aspetti della personalità scientifica del professor Scolari. Anzitutto una particolare attitudine a sviluppare ricerca dal terreno al laboratorio, e questo non è semplice, perché vuol dire muoversi con disinvoltura dalla macro alla nanoscala, dalla scala delle montagne alla scala degli atomi, perché spesso è negli atomi o nell'organizzazione delle strutture atomiche che si colgono le informazioni, come quelle che leggevo poco fa sulla variazione matrice, per interpretare i grandi fenomeni geologici. Su questo discorso del disegnare lo spazio e del movimento e della danza in qualche modo, danza che è suono, linguaggio, movimento di corpo, che è teatro nel vero senso della parola, ecco, io volevo dire alcune parole. Una linea, dicevo, passavamo per la strada e per terra c'era una linea che finiva in niente, una traccia. E Nin dice, una linea, ma una linea vivente, un'astrazione incarnata. La linea non ha né inizio né fine, si anima, è suscettibile di tutte le manifestazioni, di tutte le metamorfosi. Si vede la sua parte vicina, presente, ma si sa che essa prosegue al di qua e al di là dell'infinito invisibile. Era la traccia di un serpente che era passato per terra. Questa era la linea che noi abbiamo visto. E queste sono le parole che io mi sono scritta, perché mi sembravano così perfette, così pregnanti. Per lavorare con Nin bisognava avere un fisico bestiale, questa è la verità. Parole testuali. Alessandro il Molosso. Dico, direi che è un condottiero macedone, è sepolto a Paestum. Nin, ti credo ciecamente. Cosa vuoi? Perché dobbiamo andare a Paestum, qua e là, su e giù. Sì, ho capito, Nin, hai una fiducia illimitata in me, ma insomma, mi servirebbe del tempo. Ma noi partiamo domani mattina. Io l'ho visto nella vecchia sede di Teatro Continuo la prima volta, che anche lì arrivare non è stato mica tanto facile. Arrivo, era una giornata di giugno, caldissima. Tac, mi appare lui con questi capelli bianchi in alto contro il sole. Ho proprio pensato, ecco, un antico sciamano. E per me Nin è stato questo. Ti ho dato mano a versare minestra nel piatto, ad accendere fuoco su pietra fatta a mucchi,
a fare della tua voce il canto che mi orientava il sonno, del tuo cammino, la rotta dopo il tempo fatto carne e piantato a terra. Nin per me è stato fondamentale perché dopo l'università io avevo perso i contatti con lui perché era stato soltanto un fugace incontro. Avevo vinto il concorso all'Accademia di Arte Drammatica e non sapevo assolutamente che avrei rivisto Nin. Ho lasciato quell'accademia senza sapere che avrei rivisto Nin. Ho cercato Nin, invece di abbandonare il teatro, ho trovato un altro teatro, che posso dire il vero teatro. Grazie. E Nin era riuscita a distillare il senso di sacralità di quel testo, che troppo spesso viene piuttosto vissuto in maniera più razionale che appunto sacrale. L'Antigone. E poi come lavorava Nin era una cosa diversa da tutti gli altri, cioè Nin non prendeva un testo teatrale e lo percorreva parola per parola, lo affrontava nella sua totalità, ma lo restituiva per lampi, per scorci e per bagliori improvvisi, ma non era frammentario, alla fine veniva fuori un discorso unitario. L'occasione era stata proprio quella di coinvolgere studenti in attività formative teatrali, ma non studenti legati per vocazione al mondo teatrale, quindi non necessariamente così fortemente motivati. E alle mie rimostranze nei confronti con Nin, in cui dicevo guarda che lavorerai con fatica con questi ragazzi, primo perché sono giovanissimi, 19-20 anni, secondo non hanno le basi, la preparazione per poterti seguire in un lavoro complesso, lui mi rispose non preoccuparti, io so lavorare anche con le pietre. Ha portato alla composizione di un vero e proprio spettacolo che è stato inscenato tra l'altro qui nella vicina Sala dei Giganti, dove ciascuno aveva avuto un ruolo di passaggio, di frequentazione di tutta la letteratura, da Euripide e Ovidio fino alla letteratura contemporanea, fino ad inscenare proprio quelli che vedete qui. Non sono gli attori di teatro continuo, ma sono i nostri studenti che avevano appunto messo in scena, creato e elaborato insieme con Nin e il suo gruppo queste attività. E ho voluto scegliere, diciamo, questo tipo di dare a questa giornata questo tipo di impronta, perché è chiaro, tutti avrebbero voluto dire delle cose, ma e del rapporto, soprattutto di lavoro che c'è stato e di incontri su questo filo che ci unisce. Però naturalmente a un certo punto bisognava dare un taglio e fare una scelta. E non parliamo poi di tutti gli allievi che Nin ha avuto e che avrebbero voluto parlare, dire qualcosa, ma non volevo fosse una celebrazione. Al mio ritorno a Ostabro trovo Lessico teatrale. L'ho sfogliato come se stringessi le mani di Nin e poi l'ho letto come dialogo. Il libro è un monumento d'amore da parte di Nin per il suo lavoro e da parte tua per lui. Un caro e forte abbraccio. Grazie per averci preservato le sue parole. Eugenio. Tanta che bella che mi fa morire. Non porta cancia voglia, non porta cancia voglia, non ci voglia rascare. Coppa alla casa soia, coppa alla casa soia, voglia salire. Tanta la voglia stregnere, tanta la voglia stregnere, a stregnere e basare, anziché dice amore, anziché dice amore, lascia maira. I quanto è bella l'aria, l'aria